Dal governo nelle ultime ore ci sono state alcune aperture sul tema del superbonus in edilizia. Quello che dicono gli ingegneri del Veneto è: speriamo che ora alle parole seguano i fatti. Ne parliamo con il segretario della Federazione Ordini Ingegneri del Veneto, Alessandro Turchetto. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Qual è in sostanza la vostra posizione dopo quello che è accaduto nelle ultime ore? Noi abbiamo espresso ovviamente preoccupazione a seguito del decreto del governo, preoccupazione perché c'era il rischio che molti cantieri che stavano per partire si fermassero, quindi c'era il rischio concreto di uno stop dei cantieri. È stata richiesta contatto, appunto un'audizione con il governo ha accettato di parlare con le parti sociali, ivi compresi anche la rete dei professionisti tecnici, e oggi sappiamo che questo incontro ha dato un risultato che noi valutiamo positivamente per il momento, perché c'è stata un'apertura e sembra che si siano individuate delle soluzioni ragionevoli e in grado di sbloccare la situazione. Se questa misura andasse oggettivamente in porto, si potrebbe pensare ad una stabilizzazione reale del mercato in regione? Servono dei provvedimenti lungimiranti che hanno una visione per il futuro. Forse questi provvedimenti presi così in urgenza forse non sono ancora in grado di stabilizzare il mercato, ma l'auspicio è che si vada in quella direzione. Ringrazio il segretario della FOIV, Federazione Ordini Ingegneri del Veneto, Alessandro Turchetto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.